Nicola Susigan della IBS e il Libraccio qui di Padova, in Via Altinate. Ecco, siamo venuti qua per capire un po' da voi quanto può costare mandare un figlio a scuola. Voi vi siete fatti un'idea? Beh, allora, dipende, c'è una differenza un po' tra medie e superiori, ovviamente le superiori costano già un po' di più, le medie con 300 euro, attorno ai 300 euro, è la cifra più o meno che vengono a spendere in totale. Ovviamente poi c'è la possibilità di libri scontati o nuovi o usati che possono permettere al cliente di far risparmiare un po'. Qui da noi appunto abbiamo anche l'usato scontato al 40, attorno al 40, al 50, che quindi può alleggerire un po' la spesa. Lei che budget si è fatto per mandarlo a scuola? Quindi inizia la scuola media, insomma ci saranno costi aggiuntivi rispetto all'anno precedente. Allora, io ho già prenotato i libri per le scuole medie e viene una spesa sui 250 euro, di cui ho anticipato circa 50 euro. Allora, l'istituto propone sempre dei testi di adozione con un tetto massimo di spesa che più o meno si aggira ai 250 euro e quindi poi tutti i docenti devono scegliere le loro liste, presentare le loro liste in modo che non si superi questo budget per gli studenti.